Lei aveva l'unico taxi ibrido in laguna, da quando a quando? Dal 2012 al 2016. Lui è il motoscafista che per anni ha avuto il taxi con motore ibrido, quello per intenderci, secondo nuova ordinanza comunale, che ha la deroga a poter circolare, mentre per gli altri è fatto divieto. Peccato però che, stando alle normative previste dalla Capitaneria di Porto, in laguna i motori ibrido non siano a norma, ergo non possono circolare. Perché la Capitaneria di Porto, chiaramente nel rispetto delle normative nazionali e del regolamento di sicurezza delle Capitanerie di Porto nazionale, ci ha fatto capire che non era possibile usufruire del motore elettrico, in quanto il taxi, essendo registrato come nave minore al traffico locale, è soggetto a questo regolamento che prevede l'uso solo di carburante gasolio o nafta, quindi nessun'altra possibilità. A quel punto ci hanno messo in condizione di doverlo sbarcare per poter continuare l'attività. Esisterebbe dunque una grave difformità normativa in seno alla nuova disposizione del Comune che dallo scorso 19 agosto prevede per la prima volta nella storia di Venezia le targhe alterne in laguna per taxi acquei e barche con trasporto merce. La denuncia del motoscafista sta da intendersi così: e se i 30.000 euro spesi per trasformare il suo taxi in motore ibrido hanno oramai preso il volo, restano comunque tutti i carteggi della sperimentazione che lo stesso offrirebbe gratuitamente al Comune per un eventuale nuovo correttivo. Nelle carte, quando ci rilasciano le documentazioni, c'era scritto che noi potevamo usarlo come motore ausiliario, quindi non durante il trasporto dei passeggeri. Però a noi era stato molto importante questo, perché avevamo potuto fare tutte le sperimentazioni per portarlo all'efficienza che doveva garantire la sicurezza durante il trasporto dei passeggeri, al pari del motore endotermico, cioè del diesel, perché l'elettrico alla fine si è rivelato insufficiente sotto questo aspetto. Perché? Perché se io mi devo fermare, mi trovo un ostacolo e mi dovevo fermare, ci impiegava molto di più del motore endotermico, e quindi noi abbiamo lavorato su molte cose e di questo abbiamo una bella relazione che sarebbe stata molto utile per lo sviluppo.